La storia è infinita, anzi le storie infinite di disorganizzazione nell'ULSS 7 del direttore generale Carlo Bramezza. La voce dei cittadini è stanca del silenzio, è stanca delle attese e chiede risposte a chi governa il Veneto e a chi gestisce la sanità veneta. Liste d'attesa, spostamenti chilometrici, costi esorbitanti da sostenere e tanti disagi, proprio come racconta chi ha vissuto e sta vivendo tutto questo sulla sua pelle. C'è risonanza magnetica, l'ULSS 7 le manda quasi tutti a Altavilla Vicentina, però succede questo, io ci ho messo 2 ore per arrivare dalle 8 alle 10, perché lei sa meglio di me che tutta Vicenza è piena di traffico, cioè lei deve attraversare dall'Isiera all'altra parte della città, solo traffico, quindi c'è uno che sta male, io guido, ma non sempre, perché io sono un malato oncologico. Per spostarsi questo cittadino, questo paziente, deve chiedere l'aiuto di sua moglie e così il disagio e i problemi diventano doppi. Lei deve chiedere un permesso anche per accompagnarmi, giusto? Allora io dico quanto costa questo servizio che l'ULSS 7 ha convenzionato con la medicina, quel centro che lei sa, adesso mi sfugge il nome, io sono andato dopo un anno, ce ne ho altre 5 visite in lista da maggio dell'anno scorso, però io conosco la realtà sanitaria, perché ero un dipendente e poi ho sempre seguito come dirigente sindacale, quindi non è che io parlo per sentito dire, l'ho vissuto come dipendente, lo vivo come utente, quindi vedo che sono incazzato nero e che devo andare, in più devo andare a prendermi l'esito, se no te lo fai pagare tramite corriere. Allora dico, oltre il rischio, la benzina, mia moglie deve fare una risonanza, adesso la fa a pagamento. Quello che mi fa rabbia è che il governatore Zaia dice che siamo il numero 1, giusto? Però che venga a vivere le situazioni di persone, allora vediamo se siamo il numero 1 o no.